Qui al salotto non è da solo, ma tra poco la presenteremo. È arrivato Lord Theremin. Oh, welcome. Benvenuto Theremin, accompagnato da una pianista d'eccezione che tu c'hai il microfono, però la puoi presentare anche tu, attenzione. Non sono sono aperto. Sì, sei aperto. No, accompagnato da Anna Barbero, che è veramente c'è una delle cose migliori che ti possono capitare nella vita. Veramente. Anche se non sono in termini. Tu dici, non so, esatto, entriamo subito dal vivo. Tu arrivi con un'antenna, però questa antenna ormai diciamo è famosa perché insomma gli appassionati di musica. Sì, no, vabbè, adesso oggi facciamo un po' di intrattenimento. Il Theremin è un percorso che per me oggi ha 18 anni, il prossimo anno però lo strumento ne fa 100, per cui il prossimo anno ne voglio parlare in maniera approfondita, così. È uno strumento che ha due antenne, si suona muovendo le mani nell'aria, per cui questo è l'oggetto, lo strumento del campo magnetico. Nasce negli anni 20, cioè nel 19, sì. E inizia con il pianoforte ovviamente, no? Poi oggi sto facendo altre produzioni, altre cose, ne parleremo dopo, però... Inizia con il pianoforte, quindi tu ti sei portato una pianista d'eccezione. E con cosa cominci questa sera? Con cosa ci fai entrare in questo mondo? Iniziamo con qualcosa, questa sera sono naked, per cui senza effetti, e facciamo qualcosa di atmosferico così, per cui Tiersen, dalla colonna sonora del film di Amélie, il Compétine con Anna Barbero. Attenzione, il Compétine. Lord Theremin e Anna Barbero qui al salotto. Lord Theremin e Anna Barbero, è una roba, siamo partiti con un'atmosfera incredibile. Thank you very much. Thank you very much. Bellissima questa cosa qua. Grazie. Quindi questa diciamo era l'applicazione standard con un pianoforte e il Theremin che canta. Sì, diciamo. però io stasera non volevo parlare del Theremin, no, volevo parlare della musica. Era una curiosità mia. Sì, no, questa è il primo esempio degli anni 20 era unire questa roba qua. Oggi veramente che siamo nel 2000, io sono un adulto emergente, però arrivo da altre cose, per cui sto cercando di portare il Theremin nel pop. E la prima difficoltà che ho trovato, ho già lavorato in questi 18 anni con diverse persone, anzi ringrazio sempre tutti di avermi sopportato, anche con produzioni, per cui ho registrato,
vedo che il produttore fa fatica a chiedermi cosa fare col Theremin perché fa 1000 cose che non si sono mai sentite. Per cui ho iniziato a autoprodurmi. Tu hai fatto da produttore? No, mi sono fatto il Vintage Studio, come l'ho chiamato io. Adesso una Esatto. volta ti ricordi, se andavi, c'era il nastro magnetico, andavi in Sì. sala, pagavi, cioè, oppure avevi l'8 tracce con la cassetta. Certo, Ok. ci sono diversi modi di Ok. chiedere solo di stare più vicino al microfono, se no non ti registro. Oggi è molto più bello. Io non Sì. sono C'è il computer, non adesso voglio fare con la l'anziano scheda. che dice no, queste robe moderne. No, assolutamente, bellissimo il computer. Prendi matrici di suoni, io arrivo dalla musica elettronica, per cui sto cercando di fare una roba. Mentre pensavo, ho detto, beh, adesso come la produco? Dove la metto? Su un disco, su un CD, su un. Dove la metti questa musica? Io la volevo Problema, mettere su una tutto cassetta. fluido. Io la volevo mettere su una cassetta. Ah, tu sei, diciamo, dopo il vinile è tornata alla E questo cassetta. è il primo ragionamento, quello più semplice. In Certo. realtà no, ho detto no, uniamo, come dire, un momento feticista, ok? Sì. Con il web, perché noi non facciamo la battaglia, uniamo la carta, il mattone con il web, con l'etereo, per cui la campagna crowdfunding è per generare una piattaforma che si chiama una piattaforma di interazione artistica. Ah, Per cui sarà una piattaforma che produrrà oggetti artistici, ok? Che interagiranno con delle forme d'arte. mamma mia, è già complicato. Tu adesso già Max hai Però visto qualcosa del però genere? no, è però più semplice di come è più me la semplice di sto- come sempre. L'importante è ricordare che piattaforma, interazione artistica, per cui tu quando comprerai, perché qui parliamo di pagare gli artisti, cioè parliamo di cose serie. parliamo Se di avete cose che rotto- se ci riesci tu a far Ok. pagare la è chiaro, campagna, qua. la campagna, Noi la campagna lanciata sarà ve la faremo pagare e un consiglio. Ah, ok, questa sarà No, la campagna che lancerai a breve, per diciamo. tutti, Ve la non, faremo non- pagare. non per me, potevo sfruttarlo personalmente, ma Ma tu lo fai per gli artisti? per gli artisti in generale, un nuovo supporto, ok? E il supporto può essere di vario tipo, no? Per cui ho pensato intanto alla cassetta perché è una cosa feticistica, Sì. perché il brevetto è del 63 quando sono nato io, perché ti permetteva di portare la musica in giro oggi come fai col telefonino, Sì. ok? Per cui io per esempio una delle cassette che andremo a produrre e a Distribuire, a distribuire così in questa piattaforma di interazione artistica è questa qua che ti ho fatto vedere prima, che è di marmo. Sì, guarda, adesso te ne inquadriamo una cassetta di marmo. E su questa cassetta ci sarà un pezzo di Ugo Venturini, che è lo scultore, Sì. che 40 anni fa suonava già con me, e sarà un pezzo di 40 anni fa registrato con un QR code, per cui questa cassetta Sì. conterrà, se vuoi pagare la musica di Ugo Venturini a me di 40 anni fa, ti compri la cassetta di marmo, Sì. o se no te la scarichi gratuitamente, perché se non c'hai i soldi hai ragione, ci ascolti pure, grazie. Però puoi avere questa cassetta come fosse, diciamo, un oggetto che ti Diventa un di oggetto, marmo. esatto. Questa è di marmo. C'è proprio, un'interazione adesso. artistica. Poi la cosa bella è perché la piattaforma di interazione artistica, quando tu compri quest'opera, compri un'opera pia. Un'opera pia. E certo, perché fai anche un'opera pia, c'è È questo chiaro, gioco non ho di capito. parole. Quindi stai lanciando questa piattaforma di interazione Interazione artistica, artistica. che ha da nome, l'hai detto prima, io ve la faremo. Piattaforma di interazione artistica. ok. Il crowdfunding sarà ve la faremo pagare crowdfunding, perché ho capito, sono due lancia cose lì il diverse. concetto. Ah, ok, faccio ordine che sai. Sì, no, però. Quindi Poi questi sono i tuoi progetti, diciamo, per quest'estate. Per quest'estate, sì. Dopo che è Vabbè, finito un altro sì. crowdfunding molto importante che vorrei ricordare in questo momento qua, che Vabbè. è quello del Torno Lo Sapio, per cui non ci sovrapponiamo no, i crowdfunding certo, cittadini, che anche quello sarebbe crowdfunding sbagliato. ci teniamo, è Io chiaro. tra l'altro parteciperò, sto ancora decidendo la formula. Non ti preoccupare, c'è tempo No, fino ma a giugno. Io amo il crowdfunding. Senti, allora questi diciamo i tuoi progetti. Adesso, visto che sei qui Facciamo con ancora questo un pezzo? straordinario strumento, come no, certo, ci mancherebbe. Poi chiudiamo almeno. con- Infatti ce n'è ancora un paio, vi prego. Ah, certo, vediamo. Allora adesso facciamo vabbè, un classico di Elvis, Ah, perché stiamo preparando uno spettacolo che desidera, dedicato alle stelle. sì. Ed Elvis non puoi non metterlo nelle stelle. No, ci sta, è la stella più di tutte. Quindi questa versione, diciamo, di un brano di Elvis. Fall in Love, signore e signori, piano, le voci, Theremin.
Lord Theremin, con questa versione diciamo molto romantica così di Fall in Love with You, questo Elvis Presley diciamo ce l'hai evocato, questo fantasma. Allora senti, abbiamo detto di questa tua iniziativa, sì, che tra poco prenderà forma a questa piattaforma, scusa il gioco di parole, prenderà forma questa piattaforma di interazione artistica. Stai quindi collaborando diciamo su diversi versanti, se non ho capito, che non sono solo quelli musicali ma anche insomma quelli che riguardano altre forme diciamo d'espressione. Quest'estate cosa combinerai? Altre diciamo, ci sono delle date, delle situazioni che possiamo no, perché come dire, questa cosa qua mi sta assorbendo parecchio tempo, per cui noi speriamo che le date arrivino anche poi dal crowdfunding, certo, come certo. funzionano queste robe qua, per cui il progetto date, vabbè, domenica prossima per chi è a Torino siamo al St. George, facciamo una serata jukebox live, per cui porteremo spartiti, la gente sceglierà sul momento quello che suoniamo, però non c'è un programma live in questo momento. Mi arrivano le cose, quando arrivano le faccio, certo, in mente questa roba qua. Quindi possiamo dare come riferimento la tua pagina Facebook? La mia pagina Facebook e poi vabbè, piattaforma di interazione artistica, è quello che lanceremo adesso. Quello che volevo far vedere invece, che l'ultima cosa, dato che sono partito dal più estremo, per cui non c'è ancora il sito. Il sito di Lord Theremin ci suggeriscono dalle retrovie. Ah, questa è una cassetta, questo è uno Super 8. No, perché non è che usciamo solo con la cassetta di marmo, no, usciamo col cofanetto. Col cofanetto è quello che sarà chiamata invece la realtà, che sarà la Look Cassette, perché la Look Cassette sarà, dietro ci sarà stampata la cassetta col QR code. Sì. Quello che sto facendo adesso è di Jean-Pierre Scordato, Destination, che è uno dei pezzi che ho prodotto io, sì, che vabbè, dedicato alla storia che leggeremo poi su questa roba qua. Però questo è l'oggetto che io volevo far conoscere alla gente, promozionale eccetera, la Look Cassette. La Look Cassette. Dici che musica ascolti, te la tiri fuori, fai vedere il QR code, ma questa roba, cioè non lo so, però però studiata bene la cosa, c'è il packaging, stiamo facendo le borse, un ottimo packaging, questo quindi è un altro oggetto, sì, di quelli che... La partecipazione al momento è prettamente torinese, per cui dal punto di vista della grafica c'è Don Chuck Painter, conosciuto al secolo come Roby Vaio, su cui punto molto, abbinato Luca, sì, Andriolo, tra l'altro, perché questo è un momento di tristezza estrema. Sì. Poi c'è Giovanni Floris dalla Sardegna, romano in Sardegna, abbinato a Diego Spagnoli, sì, che è più noto come, come tour manager, cioè stage manager di Vasco Rossi, per cui collegamenti così, certo, particolari. Poi abbiamo il Venturini sulla parte diciamo di marmo, e il Cecchetti che era anche qua, ma comparso, Riccardo Cecchetti sulla parte diciamo, esatto, del disegno dove ho fatto l'interazione diversa, sono intervenuto io musicalmente sui suoi, per cui saranno 5 artisti, 5 prodotti e più altri oggetti. C'è Tommaso Guiducci che curerà la parte diciamo grafica, e anche un oggetto che verrà messo nei crowdfunding. E poi Invenia, che è la società che mi appoggia per la costruzione poi della parte tecnica del sito, sì, per cui QR code eccetera, e GIF narrazioni per l'editing, per cui c'è una struttura, un po' di gente che ci crede, speriamo che anche piaccia e che possa essere soprattutto utile per far riconoscere il valore dei musicisti, per mischiare un po' le carte. Allora senti Theremin, con che brano ci saluti questa sera? Cosa hai preparato? Un po' più veloce, un Libertango. Il Cecchetto è arrivato. È arrivato il Cecchetto giusto per il Libertango, ce l'abbiamo. Vediamo che cosa riesce a fare in un Libertango, cosa riesce a disegnare durante un Libertango. Un veloce Libertango. Va bene, dai, lasciamo che ci sono altri ospiti. Libertango. Anna Barbero, un applauso per Anna Barbero. Anna Barbero e Lord Theremin. Grazie a Mao e a tutta l'organizzazione. Grazie a Bobbis.
Lord Theremin e Anna Barbero, grazie, grazie mille, grazie veramente, un inizio particolare, diciamo veramente di classe. Adesso noi avremo un breve cambio palco e io diciamo, sfrutto questo cambio palco per approfondire, diciamo, l'argomentazione, la questione con